Vi presentiamo a piccoli passi una nuova progettualità del Comune di Udine per i bambini e le bambine dagli 0 ai 6 anni e le loro famiglie. È una nuova progettualità che significa un investimento per la loro crescita e il loro benessere. Vogliamo che Udine sia il contesto adeguato affinché si realizzi tutto questo. Siamo qui nella chiesa di San Francesco per festeggiare Pimpa, che ha unito intere generazioni, che grazie a Francesco Altan ha fatto sognare, divertire e giocare tantissimi bambini e tantissime bambine. Sono stata a esplorare i luoghi della città adatti a chi è nella prima età. Ad accompagnarmi ho chiamato bimbe, bimbi e anche un neonato. Tutti i giorni qualcosa da fare. Non ci si può proprio riposare. Guarda su, cosa c'è lassù? C'è una scritta. Oggi abbiamo con noi un ospite speciale. Come ti chiami? Margot! Oggi Margot ha visto arrivare proprio davanti a casa sua un oggetto speciale. L'autobus! Andiamo? Sì! Vai! Il Ludobus porta il gioco ovunque, non solo qui. D'estate lo puoi trovare nei parchi e nelle aree verdi della città, ma anche nelle piazze del centro e nelle feste di quartiere. Signora, va bene che gira il video, ma la bambina è sola, È vero, il Ludobus non è babysitting, bisogna giocare insieme per creare la relazione. Arrivo! Al Ludobus i più piccoli possono trovare giochi di costruzione, manipolazione, travasi e un angolo morbido con il tatami. Il Ludobus arriva dalla casa dei giochi, che si chiama Ludocheta, ludoteca. Guarda cosa c'è scritto. Ludoteca. La ludoteca, la casa del gioco, è uno spazio dedicato al gioco per tutte le età. C'è un'area con giochi di manipolazione e costruzione. Vediamo che cosa fa. Un piano riservato al gioco simbolico e di imitazione. Hai già preparato la tavola? Ma cuciniamo qualcosa noi. Bello! Adesso lo mettiamo qua e buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Vi è inoltre una proposta di giochi da tavola semplici adatti ai più piccoli. Va bene. Allora, aspettiamo tutti qua. Brava! Così su tutti, brava sopra. Brava, hai vinto! Ma lo sai che questo gioco possiamo anche prenderlo in prestito e giocarci a casa? Ma sai tutto! Andiamo! Prego. Oggi mi accompagna? Delia, Ah, e Delia, dove mi accompagni? al museo etnografico. Etnografico, bello! Ma tu ci sei già stata? Non lo so. Non lo sai? Andiamo a vedere, sì? Adesso dobbiamo solo aspettare l'autobus un po'. Andiamo. Saliamo da qua. Andiamo lì. Quindi tu mi dici, Delia, che al Museo Etnografico Friulano c'è una cosa che si chiama Famiglie al Museo.
Sì. E quindi io e te possiamo andare ed esplorare il museo aiutati dalle guide. Sì? Interessante. Saltino. Hop. Dopo una prima introduzione ci muoviamo liberamente. Nelle sale troviamo materiali per piccole attività di scoperta e creazione manuali. Sono giochi di esplorazione, condivisione, che dialogano con i materiali e le storie conservate nel museo. Guarda chiaro. Ok, bellissimo. Oggi sono qui con... Ha detto Lucio. Oggi Lucio mi porta a esplorare un asilo nido comunale. È il tuo? Ha detto di no, però oggi possono entrare tutti. Andiamo? E oppa! 3! Che bello! Che ridere! Nei nidi comunali, in alcune giornate particolari, vengono proposte occasioni di gioco e socialità per bambini e adulti accompagnatori, proponendosi inoltre come stimolo e supporto alla funzione genitoriale. Sono in compagnia di Cora, Cora. Mi ha rivelato una sua passione. leggere le storie. Mi piace leggere le storie. E quale posto migliore per andare se non la biblioteca comunale, sezione ragazzi? La conosci? Allora mi accompagni tu? Andiamo. Quanti libri! Vediamo, scegliamone uno. Questo. Scelgo questo. Ah, questo qui lo prendiamo per un mese? Sì? Pimpa. Benissimo. Andiamo a chiederlo in prestito. Oltre a leggere, consultare e prendere in prestito i libri, in biblioteca ci sono molte attività dedicate alla prima infanzia. Che giorno è oggi? Che ora? C'è l'ora delle storie. Andiamo? Dai. Aia! Bussa via, mosca! Ma lo sai che di biblioteche così ce n'è in tutta la città? Andiamo a vedere una vicino a casa mia. Andiamo con il mio Chiaruccio. Col tuo Chiaruccio. Hai le chiavi? Andiamo.
andiamo con questo bambino che si chiama... Aspetta, indovino? Walter, giusto? Sì, yes! Andiamo al Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Udine! Arapapà. Nel museo ci si può andare anche solo per fare una passeggiata tra le opere d'arte, i dipinti, le sculture. Ma ci sono dei giorni speciali in cui fanno delle attività per i bambini come te. Gira, gira, bellissimo. Nei laboratori i bambini vengono guidati a decostruire e ricostruire le collezioni del museo, dando voce e mani alla propria creatività. Guarda su di me che si proietta la luce gialla, vero? Giorno 6. E tu chi sei? Come? Nina. Nina! Con un tempo così bello, io e te andiamo su, su, su in castello. Sei bravissimo! Anche nei musei del castello sono molte le visite guidate e i laboratori dedicati ai più piccoli, finanche neonati. Quante facce! I bambini e le famiglie vengono guidati con percorsi di avvicinamento alle collezioni esposte. Guarda questo quanto è grande! E questo è il cane. Chi è che si è addormentato? Nina, ti sei divertita? Allora ci torniamo un'altra volta? Sì? Andiamo. Oggi sono in compagnia di un esperto che si chiama Dario. Con Dario andiamo al Museo Friulano di Storia Naturale. Andiamo? Dai! Al Museo di Storia Naturale ci sarà un laboratorio dedicato ai dinosauri. Guarda, c'è proprio scritto Museo Friulano di Storia Naturale. Oggi il laboratorio per i più piccoli riguarda i dinosauri, ma ce ne sono molti altri per ogni fascia di età, dedicati agli animali, alle piante e alle scienze naturali in generale. Numerose sono le attività e gli appuntamenti per le famiglie, ma anche i percorsi didattici progettati per le scuole. Oltre alle attività specifiche, nel Museo di Storia Naturale si può accedere anche per farsi un giro nel giardino del museo. Guarda quante cose ci sono, questa è una cartina, arnie didattiche, il Bug Hotel. Sai cos'è il Bug Hotel? È l'hotel degli insetti. Andiamo là, vedi che c'è scritto hotel? Eccolo, vedi? Sono stati creati diversi ambienti, ogni ambiente è per un tipo di insetto diverso.
Poi c'è la centralina meteo, il modello di dinosauro. Andiamo a vedere il legno morto, l'oasi climatica, il prato stabile, la roccia fossilifera. Vediamo un po' dove sono.